enero de 1939. Y lo que dijo en el momento de entrar Franco a la ciudad de Barcelona fue lo siguiente: el ejército nunca olvida. Appunto l'autonomia catalana durerà fino al 1939, per esattezza il 26 gennaio del 1939, quando appunto le truppe franchiste entreranno in Catalogna e quindi cancelleranno lo statuto e l'autonomia catalana. Racconta anche un aneddoto che nel 26 gennaio 1641, nel periodo medievale moderno, le truppe catalane e quelle spagnole si scontrarono appunto per comunque rivendicare la Catalogna, l'autonomia e l'autogoverno catalano. In quel frangente vinsero le truppe catalane e lo stesso giorno, 26 gennaio 1939, quando Franco entrò a Barcellona, disse e affermò che l'esercito non dimentica mai. Después, en el año 1979, se recupera el Estatuto de Autonomía cuando acaba el régimen franquista y el Estado español no tiene otra alternativa para conseguir el apoyo de Cataluña a la Constitución española que renovar, que restablecer la autonomía de Cataluña, que fue liquidada en el año 1939. Y de hecho este es el momento de la autonomía moderna de Cataluña, que se intenta mejorar en el año 2006, como hemos explicado, con un fracaso importante en la medida que el Estado español no acepta el proyecto de mejora del Estatuto de Autonomía. Y en este momento histórico es en el que nos encontramos ahora mismo. Quindi l'autonomia e lo statuto catalano non esisteranno. Non fino al 1979, quando cade la dittatura di Franco e quindi muore lo stesso Franco. Lì il governo spagnolo non può far altro che comunque riconcedere alla Catalogna la sua autonomia, il suo statuto, e qui rinizia, diciamo, vi è questo rinizio dell'autonomia moderna catalana, dove insomma si era interrotta nel 1939, riprende nel 79 per arrivare fino al 2006, dove c'è questo nuovo tentativo di riammodernare ancora una volta comunque quell'autonomia e quindi lo statuto stesso catalano.